Il 27 settembre del 1971 il cielo sopra la costa meridionale della provincia di Agrigento diventò improvvisamente cupo. Attorno alle 14 si scatenò un diluvio mai visto prima. A Porto Empedocle la vita scorreva come sempre. In piazza c'erano tante persone. Chi stava per andare in chiesa, chi si trovava al lavoro e tanti altri che si apprestavano a farlo. Ad un certo punto qualcosa iniziò a turbare la tranquillità degli empedoclini. L'acqua è iniziata a aumentare e della salita della catena la macchina si è fermata e se n'è andata proprio davanti al garage. E siamo usciti dal tetto. Ricordo che le barche passavano per via Roma. E poi cominciarono a scendere le macchine. Nessuno poteva immaginare che di lì a poco si sarebbe verificata una catastrofe. Siamo negli anni immediatamente successivi alla grande speculazione edilizia che non mancò di devastare anche Porto Empedocle. Il caratteristico centro storico si era quasi completamente svuotato. La maggior parte degli empedoclini iniziò a trasferirsi nella parte alta del paese, nel quartiere detto Piano Lanterna, dove tra i primi anni 60 e gli anni 70 sorsero decine di moderni condomini che mutarono per sempre, ovviamente in negativo, il volto della città marinara. Quelle costruzioni modificarono profondamente anche l'orografia dei luoghi. I corsi d'acqua vennero deviati e incanalati. Laddove c'erano verdi e fertili campagne, vennero costruite strade e svincoli. I progettisti e gli speculatori del tempo non calcolarono i danni che sarebbero potuti derivare da quegli interventi privi di criterio. Ed il 29 settembre del 1971 Porto Empedocle pagò a caro prezzo gli errori tecnici del suo recente passato. Da via Garibaldi l'acqua cominciò a fluire dai quartieri alti dell'abitato fino ad arrivare qui in questo punto, rompendo questo muro e cadendo rovinosamente verso il paese. Sì, una vera e propria cascata. Tutta l'acqua che si è raccolta a monte, Porto Empedocle in quel periodo ha avuto una grossa espansione, soprattutto sull'altipiano Lanterna. Lì dove c'era terra e assorbiva acqua, questa volta l'acqua ha trovato l'asfalto, quindi si è raccolta, in discesa ha anche acquistato velocità e si è incanalata lungo questa strada, la via Garibaldi, ed è arrivata con una energia enorme in questo punto, sfondando questo muro di qua che vediamo. Praticamente ha portato via un muretto che adesso era diverso da questo perché era in pietra, un po' come quello che vediamo qui di fronte, lo ha rotto e si è versato sulla parte bassa del paese. Qui sotto c'era il rione Forni. Lì c'erano tantissime case e adesso invece c'è soltanto il parcheggio multipiano in costruzione, ancora non completato. Qui siamo in quello che un tempo era il cuore del centro storico di Porto Empedocle, un centro storico spazzato via letteralmente da un'immensa massa d'acqua che pioveva giù dai quartieri alti di Porto Empedocle. Proprio così, questa è la zona dove prima c'era il rione Forni. E al posto del parcheggio multipiano in costruzione, qui di fronte a noi, c'era un intero quartiere. Qui c'erano tantissime case, vecchie tra l'altro, alcune di queste già erano state abbandonate. Possiamo ricordare il nome delle vie che si trovano in questa zona? Quelle che ricordo io sono appunto la via Forni, che poi diede il nome al rione, poi c'era la parallela alla via Garibaldi ancora esistente ed è la via attraverso la quale si raggiunge la parte alta del paese, e poi c'erano altre due vie che in questo momento non ricordo. Però quello che è importante, cioè in questo lembo di terra praticamente c'erano 4 vie con altrettante stecche di case e sono state spazzate via dalla furia delle acque che saliva da quella direzione, insomma. Qui rimangono ancora qualche edificio? Sì, questo è pochi brandelli del centro storico, in poche parole, alcuni edifici. Qua vedete questa recinzione, qui c'era quello che viene chiamato Palazzo Minicheggio ed è uno dei palazzi più importanti e più vecchi di Porto Empedocle. Tutta quest'area qui, sotto il costone, era completamente piena di case. Questa è la via Seddio e dall'altra parte parallela c'è la via Libertà. Adesso sono rimasti, come vedete, soltanto pochi ruderi e niente più.
Il centro storico venne raso a suolo. Decine di fabbricati furono cancellati dalla furia della natura. Fu solo per miracolo che nessuno perse la vita. Dal torrente Spinola, che era staripato, provenivano immense quantità d'acqua e fango, che in pochi minuti invasero la via Roma, distruggendo ogni cosa. Il giorno dopo Porto Empedocle appariva come una città devastata da forze soprannaturali. 300 sfollati, decine di feriti, un intero quartiere raso a suolo. Danni che ammontavano a svariati miliardi di lire. Per Porto Empedocle gli anni successivi all'alluvione furono durissimi. Si costruì un nuovo quartiere a nord del piano Lanterna che fu battezzato Grandi Lavori. La costruzione del nuovo agglomerato, che doveva raccogliere gli sfollati, procedette con estrema lentezza. Molti avevano perso oltre alla casa anche il lavoro. Di lì a poco la Montedison chiuse i battenti, aggravando ulteriormente l'emergenza occupazionale nel paese. Pochi anni ancora e Porto Empedocle avrebbe conosciuto la stagione del piombo, le guerre di mafia che insanguinarono il paese gettandolo nel baratro. Una crisi che perdurò fino ai primi anni del nuovo millennio. Dei tragici giorni dell'alluvione, gli empedoclini conservano ancora oggi ricordi terrificanti. Cosa ricorda dell'alluvione? Che ricordo io? Io mi trovavo a casa e quindi avevo la moglie, è stato interessante. E mio papà si trovava qua sotto e ha visto molte macchine che scendevano dalla via Garibaldi E qua in via Roma c'era proprio un metro di fango per terra. sì, un metro di fango e macchine rottamate, gente piena di paura perché non si aspettava, dicevo, a settembre questa pioggia tutta incessante, diciamo. E quindi paese pieno di panico, ecco. Ricordo che il paese era tutto malandato. Io allora ho partecipato come forze dell'ordine. Che scenario si è presentato davanti ai suoi occhi? La scena, come tutte le alluvioni di questa terra, scene che non si poteva camminare. Poi col tempo si è messa a posto. Che c'era la via Lincoln lì che è diventato un fiume, il paese, le macchine, abbiamo perduto la macchina, abbiamo perso. C'è stata qui l'acqua scendeva, entrava dalla strada di sopra e usciva dai balconi. Avete avuto paura voi? Puoi immaginare. Dell'alluvione io ricordo tutto. Praticamente io quando c'era l'alluvione c'avevo io un'officina meccanica. Dove? Di questo magazzino. Quindi a questo punto, quando nel momento in cui io per esempio ho visto piovere, che pioveva piano piano, dato che io per esempio ho visto che pioveva, ho scappato subito con la macchina e andare a prendere un po' di gesso che c'aveva una tavola per fare la parasia dell'acqua. Invece per esempio l'acqua è iniziata a aumentare e della salita della catena la macchina si è fermata e se n'è andata proprio davanti al garage. A questo punto mia moglie mi dice chiudiamo le porte e abbiamo chiuso le porte. Come nelle porte c'erano delle fessure entrava molto acqua perché la porta è di legno. A questo punto ho pensato che io avevo un sopparco, Cosa ho pensato? Ho detto a mia moglie, qua siamo morte, stiamo annegando. Quindi perché ho visto delle macchine che erano già coperte, le macchine di fuori dell'alluvione, perché scenuta catena scendeva acqua circa di 2 metri d'altezza. Ci sta mia moglie, qua siamo annegati. E cosa facciamo? Non ti preoccupare. Mi metto la mano così
prendo martello e scarpello. Quando prendo il martello e scarpello salgo sul selaio e comincio a rompere, diciamo, un pezzo di tavola e il tetto. Faccio, diciamo, un po' di spazio, ci ho dato il martello e scarpello a quelli di sopra e loro l'hanno rotto di più e noi hanno fatto il foro quando tanto noi potevamo uscire. Una volta che noi siamo usciti dal tetto, la pioggia è finita, abbiamo aperto le porte e l'acqua se n'è andata. Ha avuto paura lei, signore? Certo, perché l'acqua era all'altezza non 80 centimetri, insomma, quando io ho messo 60, all'incirca un metro. Ecco, ci può ricordare qualche aneddoto dell'alluvione del 1971 qui a Porto Empedocle? Io ricordo che ero piccolissimo, avevo 6-7 anni e mi trovavo nella chiesa madre. Verso le 3 e mezzo, come tutti i bambini, andavamo al catechismo, cominciò a piovere, fino a quando l'acqua non cominciò ad entrare dentro la chiesa. Noi eravamo tutti bambini preoccupati. E hanno cominciato allora il prete, ci hanno messo sulle panche perché quest'acqua entrava dal portone di dietro la chiesa ed usciva da qua davanti. Ricordo anche che in quel periodo, quel giorno c'era un defunto, c'era un funerale e c'era sta bara messa in mezzo alla chiesa che i parenti cercavano di portare al riparo all'altare. Quindi è un ricordo che mi è rimasto impresso perché... Cioè, il morto ha rischiato di galleggiare? Ha rischiato di galleggiare, sì. No, non mi ricordo cosa... Ero qua, lavoravo qua. Esattamente, ecco, sto per ricordare che lavoravo in una impresa qua a Porto Empedocle e non siamo riusciti a uscire e abbiamo dovuto aspettare, insomma, staccare la luce era, diciamo, un'impresa, un'azienda di prefabbricati, per cui la gru, le cose, insomma. Ricordo che le barche passavano per via Roma. Una barca c'era tranquillamente, non ricordo come fosse adesso. E poi disastri. Mi ricordo esattamente che ero a quei tempi universitario e stavo studiando una materia, non ricordo quale, che dovevo fare esami e quella mattinata pioveva a dirotto. Io studiavo, ero a casa di mia nonna in via Salita Chiesa accanto all'auditorium. E ricordo che nel primo pomeriggio l'acqua si intensificò e venne giù questa ondata di piena. Io vedevo scendere dalla Salita Chiesa questa marea d'acqua e poi cominciarono a scendere le macchine. Addirittura una macchina si è incastrata nella salitella dove ci sono i gradini e ha sbarrato, diciamo, ha costruito una specie di diga e quindi si è allagata anche la Salita Chiesa che è in una zona sopraelevata rispetto alla via Roma. Quindi anch'io ho avuto una macchina alluvionata, pur essendo in una zona alta. In quell'occasione tragica il centro storico di Porto Empedocle è praticamente scomparso. Sì, ma poi quando siamo scesi per la via Roma era un disastro, la marea di fango che c'era, penso che c'era più di 2 metri di fango. Mio zio aveva una salumeria che era completamente piena d'acqua. Addirittura poi gli amici scherzavano perché a quei tempi si vendevano i legumi nei sacchi, quindi si vendevano sfusi, e allora questi amici miei dicevano che mio zio vendeva i legumi già a bagno. Ecco, quel giorno, del 27 settembre del 71, voi due eravate 2 giovani studentesse, vi trovate in questo appartamento che si affaccia su piazza della Chiesa Vecchia. Ecco, cosa avete visto? Allora, erano le 3 di pomeriggio, quindi io e la mia amica eravamo dietro i vetri perché dovevamo preparare una materia, eravamo studentesse universitarie e allora, siccome era una giornata molto uggiosa, non c'era luce, c'era poca luce ed era difficile studiare dentro in casa e quindi ci siamo proprio messi dietro i vetri proprio per sfruttare quella luce possibile e quindi
ci eravamo seduti una di fronte all'altra perché stavamo ripetendo. Come dicevo poco fa, siccome c'era questo buio, quindi questa sensazione così diciamo di noia, era difficile poter continuare a studiare. Allora abbiamo chiesto a mia sorella se ci preparava un caffè per svegliarci un pochino. E allora mia sorella subito fece questo caffè e portò questo vassoio con queste tazzine di caffè. Allora si avvicina lei a noi e cominciò a tremare, si è presa di paura e queste tazzine sono state rovesciate addosso a noi, a me, alla amica mia e sui libri. Allora noi giustamente sgomenti abbiamo chiesto: ma che cosa ti sta succedendo? E mia sorella ci diceva: guardate, guardate cosa sta succedendo, c'è un disastro fuori. Ci siamo alzati e infatti effettivamente fuori era un diluvio, pioveva a dirotto, l'acqua aveva invaso quasi metà dei negozi, le macchine prima all'inizio erano un pochino diciamo si muovevano e poi piano piano cominciarono a scivolare e fino ad arrivare a quei gradini e quindi si sono incanalati in questa discesa e quindi una di queste macchine si intasò tra i due muri e poi sopra della macchina tutti i detriti e poi nel frattempo rovinavano le case di via Garibaldi e quindi tutti i mobili di queste case, tutti i detriti di questi diciamo fabbricati scivolavano e venivano verso giù e quindi addosso a questa macchina si andava diciamo ammucchiando tutta questa roba, per cui l'acqua si andava alzando di livello e quindi è successo che la gente che si trovava nei negozi stava per affogare e quindi qualcuno insomma di buona volontà ha preso delle corde per aiutare questi signori a uscire dai negozi e quindi metterli in salvo. Insomma abbiamo visto delle scene da panico proprio ancora oggi a ricordare effettivamente ci vengono i brividi e comunque ringraziando diciamo a Dio e a tutta l'opera di queste persone che sono state tutte che sono prodigate anche se si sono annegate come si suol dire tutti bagnate però si è riuscito diciamo a salvare tutti, a mettere tutti in salvo e poi quando tutto qua si è calmato nel senso che le persone si sono tranquillizzate tutti noi abbiamo cominciato a pensare ai nostri familiari perché mio padre non era in casa, il papà dell'amica mia non era in casa e quindi poi si cominciò a cercare di sapere agli altri quelli che erano fuori come stavano, dove si trovavano ed effettivamente insomma tramite qualche telefonata siamo riusciti ad avere notizie dei nostri familiari e a tranquillizzarci. Ora l'amica mia... Sì, voi avete subito dei danni? No, di preciso no, solo il panico per mio papà che era fuori per lavoro, veniva da Mazzara del Vallo e quindi non potendo scendere l'autobus nella parte giù del paese è rimasto là sopra. Noi eravamo disperati, non sapevamo perché lui non poteva telefonare, non avendo questi telefonini che abbiamo oggi. E lui si è fatto tutta la strada, considerato che come ha detto Giuseppina la via Garibaldi è stata tutta distrutta, tutte le case, quindi immaginate il tragitto che ha fatto mio padre assieme ad altre persone, addirittura una signora di Porto Empedocle ha rischiato di morire perché è caduta in un dirupo e mio papà l'ha salvata, mio papà è morto da un po' di tempo e infatti questa signora sempre ci ricorda sempre la figura di mio padre per questo fatto, finalmente è stato salvo mio padre. Poi avevo un nipotino, all'epoca aveva 8 anni, ora è grande, che era stato invitato in un matrimonio a San Leone e il papà gli ha dato il permesso di andare con delle persone là. Queste persone erano di Porto Empedocle, dovevano rientrare assieme a mio nipote, ma si sono fermati all'altezza dei semafori che portano al Ponte Morandi. Quindi mio cognato con una torcia, assieme a con una cerata, si sono incamminati dalla parte giù qua della ferrovia, della zona che porta alla ferrovia via Lincoln, e camminando sempre a piedi l'hanno trovato e nel frattempo c'era una figura molto nota di Porto Empedocle che è il dottore Siracusa, che era un medico molto conosciuto, che è molto anziano adesso.
E praticamente questo signore stava pure per cadere in un dirupo e mio cognato è riuscito, infatti sono diventati tutti eroi quel giorno. C'è stato veramente, anche noi qua abbiamo visto scene proprio di eroi, perché la gente è anche impavida, diciamo, indipendentemente da mettere a rischio la sua vita pur di salvare. Infatti c'era qua la famiglia Taormina, che erano due vecchietti che avevano il negozio in questo magazzino, quindi lì si allagò per primo questo magazzino giù, dove c'è questa benzellina sotto, perciò l'acqua, il primo tratto proprio fu quello che è andata a colpire, e quindi questi due vecchietti prima si sono messi sopra il bancone, poi il bancone cominciò a galleggiare e quindi loro stavano morendo affogati, perché diciamo l'acqua li stava sommergendo. Sono passati 39 anni da quella sciagura che sconvolse una piccola ma industriosa cittadina del sud della Sicilia. Oggi, fortunatamente, Porto Empedocle è riuscita a risollevarsi, ritrovando la propria identità ed il coraggio di guardare al futuro. L'auspicio, come nel caso della frana di Agrigento, è che la terribile alluvione che devastò il paese possa rappresentare una severa lezione per amministratori e tecnici, affinché qualsivoglia speculazione non abbia mai la precedenza sulla sicurezza pubblica ed il rispetto della natura. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero, situazioni che stancamente si ripetono senza tempo.